Ciao, io sono Alessandro e voi siete veramente tanti. Allora, l'anno scorso per la prima volta ci siamo cimentati in questo premio letterario. Ci hanno detto che sarebbe stato un grandissimo successo se alla serata finale avessimo avuto 60-70 persone. Una cosa meravigliosa sarebbe stata riempire la platea. Il teatro per 3/4 era pieno, per fortuna. Quest'anno siete molti di più. Soprattutto sono molti di più i concorrenti. Abbiamo ricevuto più di un quintale di libri che abbiamo letti e i finalisti sono qui con noi. Insomma, il premio Cronola è partito molto bene e noi siamo felicissimi di questa cosa. La domanda è: perché? Come mai abbiamo avuto subito questo successo? Io un'idea ce l'ho. Avete visto un video in cui una ragazza prende il classico tomo grosso, polveroso, un'idea di libro vecchia, che relega il libro quasi a un'elite di persone con gli occhiali spessi così, e che incute quasi un timore reverenziale. Ecco, noi pensiamo che il libro prima di tutto debba essere divertimento. Il libro deve essere un piacere, un intrattenimento, se lo preferite così. E questo non significa banalizzare il libro, non significa togliergli il suo valore, il valore culturale dell'oggetto libro. Negli ultimi mesi ho ripetuto spessissimo sui social network, sulle locandine: leggere è un gioco, scrivere è un gioco. Io mi diverto tantissimo a scrivere, mi diverto ancora di più a leggere. È un gioco meraviglioso che può farvi piangere, che può farvi divertire, che può farvi provare delle emozioni o semplicemente distrarvi per qualche oretta. Pochi giorni fa una ragazza che conosco, a cui avevo prestato un libro, mi ha detto: guarda, a me non piace leggere, però il libro che mi hai dato, che per inciso era Sino a New York, della mia amica Lisa Festa, che conoscete tutti e che ci saluta tra l'altro dal deserto, il libro che mi hai prestato l'ho divorato, in 3 giorni l'ho letto tutto. Quella ragazza è bravissima, mi è piaciuto un sacco, e vi dicevo. Ecco, perché? Non è possibile che una persona dica non mi piace leggere. È un po' come se una persona dicesse non mi piace guardare i film. Dipende dal libro, dipende dal film, dipende dal genere, dipende... Questa sera diciamo un po' tutti.
dipende da tante cose. Si tratta solo di imparare a scegliere, di capire cosa ci piace. Soprattutto si tratta di perdere quel timore reverenziale, quella paura che le persone hanno, soprattutto i giovani purtroppo, nei confronti del libro. Non bisogna aver paura di togliere la polvere dal libro. Allora in quel momento, esattamente come nel video che avete visto, la musica cambia, il libro viene aperto e da lì il libro diventa un veicolo di cultura. Signori, prima di lasciare la parola all'editore di Panda Edizioni, nonché il mio carissimo amico Andrea Tralli, vi do il mio personalissimo benvenuto al Premio Brunola edizione 2017. Buonasera a tutti. Grazie. Io sono Andrea Tralli, editore di Panda Edizioni e Edizioni Giorgione. E niente, appunto, come vi ha già raccontato Alessandro, l'anno scorso era stata un'avventura, una scommessa per quanto riguarda noi, insomma, è partito tutto da un'idea, c'è chi sa bene come è partita. Quest'anno è stata una ulteriore scommessa perché abbiamo detto: ma vuoi vedere che come l'anno scorso viene così tanta gente o partecipa così tanta gente? E la risposta è stata sì, assolutamente sì, tant'è che stasera non so se Alessandro abbia lasciato fuori qualcuno, però noi ci siamo e siamo ben contenti di esserci. Io in primis, essendomi occupato della parte organizzativa del back office, insomma, del premio, volevo ringraziare in primis i nostri giurati, che tra poco vedrete, sono qui dietro al palco, che aspettano, che si sono dati da fare, si sono spesi, hanno speso il proprio tempo, in particolare 2 persone, tutti quanti, assolutamente, anche chi ha permesso la realizzazione di questo premio, e in particolare 2 persone, Giorgio Lagatto, che ci ha dato tantissimo una mano, e il presidente della giuria, che è Pier Giorgio Pulixi, che questa sera non può essere presente, ma ci ha regalato una lettera da leggere a tutti quanti voi all'inizio della serata e che adesso vado a leggere. Allora, cari amici, buonasera a tutti. Mi è impossibile essere qui stasera e questo mi dispiace molto, perché serve un bellissimo ricordo della finale dell'anno scorso, della splendida atmosfera e dell'impegno che caratterizza questo premio. L'entusiasmo, la professionalità e la vostra amicizia mi riscaldano ancora il cuore. È giusto che a Castelfranco venga associato un premio così serio e che, sono certo, con l'aiuto dei cittadini e dell'amministrazione, diventerà sempre più prestigioso nel corso degli anni, dando lustro alla città, portando scrittori da tutto il paese. Il mio applauso va a tutti i finalisti e ai vincitori. Già essere qui stasera, tutti insieme, è di per sé una vittoria dei libri e della lettura che sono riusciti a raccoglierci in così tanti attraverso questa grande, arricchente e fortificante passione. Siamo fatti di storie, ognuno di noi è una storia e ha una storia da raccontare. È questo che rende la vita di tutti noi unica ed è per questo che siamo qui, per celebrare le storie e le voci di nuovi autori che attraverso le loro storie arricchiranno la nostra vita. Non lasciatevi ingannare, non si tratta solo di carta e inchiostro, ma di magia. E in questo momento più che mai abbiamo un forte bisogno della magia che scaturisce dai libri. Vi auguro una splendida, indimenticabile serata e spero che ci si possa ritrovare qui di nuovo tra un anno, ancora più numerosi e appassionati. Andrea, Alessandro, tutta l'organizzazione del premio e Castelfranco se lo meritano, per Giorgio Pulixi. Pier Giorgio è un caro amico, è veramente uno scrittore eccellente e una persona umanamente spettacolare. E ora iniziamo il nostro spettacolo, lo spettacolo che siete voi e le vostre storie. Lascio la parola alla lettrice che leggerà gli estratti della prima tranche.
Grazie. Io, Emanuele, spicciola pure tui. Emanuele, cosa? Io, Moeghi HT. Emanuele, ah, ok. Io, mammina, ti prego, fammi finire, ci sentiamo dopo. Quando Fausto torna, ho l'aspetto di una pazza. Ma i polpi riposano finalmente nella pignata scoppiettante, privati delle loro budella, ma pieni di pomodori, prezzemolo, aglio e vino bianco. Ok, il vino bianco non ce l'avevo, li ho spruzzati con la birra, tanto sono morti e non si accorgeranno dello scambio. Parla poco, perché il suo istinto di sopravvivenza lo ha allertato ad usare al minimo le parole. Se dovesse rotolargliene qualcuna fuori posto, farebbe la fine dei polpi. Per cui si accontenta di guardare di soppiatto nella padella, abbozzando un mezzo sorrisino che non posso utilizzare come prova di una provocazione. Mi rendo conto di aver rimandato fin troppo la mia sessione domenicale dell'unica attività in cui riesco a sedermi, per cui, finito di apparecchiare, mi eclisso formalmente in bagno, con la speranza di riprendere fiato almeno per 10 minuti. Tale ingenua speranza si vanifica all'atto della chiusura della porta del bagno, azione che spinge inspiegabilmente Emanuele a diventare idrofobo e a cercare di abbattere la barriera che ci divide, alternando minacce e suppliche. Io. La mamma tra 5 minuti esce, abbi pazienza. Emanuele. Mamma, avevi promesso che mi avresti letto la storia di Peppa Pig. Io. Fatela leggere da papà. Emanuele. Papà ha detto di farmela leggere da te. Io. Fausto! Nella fugace parentesi silenziosa, durante la quale immagino mio marito mimetizzarsi tra i cuscini del divano per non essere disturbato, sento suonare prima il mio telefono, subito dopo il suo. Dopo una veloce rilevazione dei dati in mio possesso, è domenica e quasi ora di pranzo. È un momento in cui non sono per nulla disponibile. Sono matematicamente certa che sarà il cliente olandese di Fausto, persona simpatica e gentile, ma notoriamente avversa a telefonare in orari e giorni d'ufficio. E infatti sento il consorte rispondere, borbottare qualcosa e alzarsi per prendere posto, con Emanuele, dietro la porta del bagno. Io, no Fausto, lasciami stare. Fausto, senti il manco cosa che vuoi, magari ne ordina la macchina. Io, e tu digli di chiamare dopo. Fausto, e come si dice? Io, con later. Fausto, no, dighioti. E con questo la porta si apre e tutta la famiglia si trova nei 3 metri quadrati del bagno, ognuno con una missione. Emanuele è in cerca di qualcuno che gli legga il libro che ha in mano. Fausto ha bisogno di un interprete ed io lasciamo perdere. Dopo lo scambio di convenevoli, il cliente chiede a Fausto, attraverso di me, una sventagliata di informazioni su una macchina, apprestandosi a fornirci tutte le specifiche. Io non so dove scrivere, faccio frettolosamente cenno a Fausto di prendere una penna e nel contempo cerco di trattenere a mente tutte le informazioni che posso, anche se la maggior parte di queste per me non hanno alcun significato. Lui cerca di uscire, ma l'ingresso è bloccato dalle mie gambe e da Emanuele, che non ha mai smesso di parlare. E nella paura di non essere visto e sentito salta e gli sventola il libro sotto il naso. Dopo aver accantonato l'idea di uscire dalla finestra, perché noi una finestra in bagno non ce l'abbiamo, lo sguardo gli cade sulla mensola e più precisamente nella mia scatola dei trucchi. No, non lo fare! Sperimento il naufragio della nostra sintonia cerebrale. Non solo il comando che gli avevo inviato a livello telepatico è stato deliberatamente ignorato, ma peggio, la sua mano cala minacciosamente sulle mie matite per le labbra.
ha tirato su quella che costa di più in assoluto. Con tutta la disperazione repressa che posso comunicargli in quel momento gli sibilo: ma non potevi prendere quella della Deborah? Ma lui, con espressione sorpresa, mi chiede: e chi sia Deborah? Poi strappa il libro ad Emanuele e mi presenta con orgoglio questo improbabile set di cancelleria che ha recuperato per farmi scrivere. Rassegnata comincio a tracciare timidi segni sulla faccia cartonata di Peppa Pig, cercando di trascurare un fastidioso senso di profanazione che nutro ora per il libro, ora per la mia matita per le labbra, ora per la mia intimità violata di donna in bagno. Segue qualche minuto di confusione assoluta. L'olandese parla di cilindrate, di dimensioni, di motori. Io traduco, Fausto ascolta e si arrabbia con me per le richieste allucinanti di quest'uomo, ed Emanuele commenta ciò che scrivo con un critico d'arte. Mamma, che fai? Stai disegnando la macchina per Peppa Pig? Ma che brutta, non si capisce niente. Finalmente le informazioni prendono la forma di una vera e propria proposta d'ordine che lunedì Fausto sistemerà, che sistemeremo, che sistemerò su un documento ufficiale e spedirà al cliente per la controfirma. Il sacrificio ha portato i suoi frutti e io potrò raccontare in futuro che la proposta d'ordine di quella macchina quel giorno non la scrissi, la dipinsi. Quando finalmente ci mettiamo a tavola mi sento eccitata come una casalinga che si sta giocando la reputazione. In verità questi polipetti non fanno proprio schifo, anzi, sono sicura di essermi avvicinata di parecchio all'obiettivo. Quella cloachetta di mio figlio si è sparato immediatamente il piatto di spaghetti con il sugo di polipi e attacca subito con il secondo. Fausto li assaggia con circospezione, ma poi cede e li finisce tutti. Beh, se continua così non ne avanzeranno neanche per stasera. Sono felice e la mia stanchezza è sparita di colpo. Comincio a pensare che dopo tutto sono una femmina pugliese e questo non può non essere considerato un dato significativo per il mio futuro. Certo che ogni settimana potrei comprare una varietà di pesce diversa e presentarla ai miei 2 uomini che sanno apprezzare le mie fatiche, o magari potrei chiedere addirittura a loro che tipo di pesce vogliono assaggiare, per poi annuire sicura, facendo finta di conoscerlo e ricorrere ai tutorial di YouTube, che non deludono mai. Alle 5 del pomeriggio sto ancora pensando a come stupire i miei familiari con la prossima pietanza domenicale quando Emanuele comincia a diventare capriccioso. Dopo una mezz'oretta accusa del mal di pancia e alla fine vomita. Non ci posso credere. Mentre pulisco il vomito, il mio fantastico marito, con la solita delicatezza che lo contraddistingue, inveisce contro di me e contro la Paola, che ci ha portato il pesce marcio, e a nulla valgono i miei tentativi di fargli constatare l'evidenza del fatto che in quel caso staremo tutti male. Ma le dico, il momento in cui non mi sono disfatta dell'anima di quei polpi maledetti e giuro che non mangerò mai più niente che non sia stato incartato e di certificata provenienza industriale. E il mio proposito rimane in piedi anche diverse ore dopo, quando abbiamo accertato che il mio piccolo Emanuele ha solo una normale influenza intestinale, che ha già decimato parte della sua classe, influenza completamente estranea alle entità pluritentacolate che si sono aggirate oggi per la nostra casa. Lo so perché ho chiamato tutte le mamme dei bambini raggiunti da questa spiacevole epidemia, ho chiesto notizie sulle loro abitudini culinarie e infine mi sono informata sui loro ultimi eventuali contatti con la Paola o con suo marito. Ho inserito i dati in un file Excel e dal risultato del grafico i generosi coniugi Chiogiotti sono stati scagionati da ogni accusa. Il brano che ho letto è di Alessandra Aiello e il titolo è Inedite commistioni familiari. Qualcosa di insolito stava però accadendo in quella pausa, nel mezzo di una giornata qualunque. Una grande ombra stava oscurando il cielo. Tutti i ragazzi si erano precipitati alla finestra, giusto in tempo per scorgere la sagoma di un immenso dirigibile che sorvolava il tetto della scuola, prima di sparire via verso il lato opposto. Per un attimo aveva lasciato dietro di sé il debole rumore del piccolo motore dell'elica che, sottile come un trapano, bucava l'aria leggera, nella quale sembrava volersi aggrappare. Imponente. Poi lo rividero laggiù, lontano e piccolino,
che continuava a navigare al centro di quella landa, dritto verso la sua meta. Si trattava senza dubbio di una novità, era fin troppo evidente. Dopo alcuni secondi anche il sole sparì e iniziò a fioccare la neve, una vera tempesta, un vorticoso turbinio di fiocchi che tutto nascondeva e racchiudeva come dentro un soffice e candido guscio. I ragazzi avevano smesso di mangiare le merende e da dietro i vetri osservavano incantati quella nuova magia. Erano allegri e si davano spintoni, si appoggiavano gli uni sulle spalle degli altri, scambiandosi scherzi. Qualcuno cercava di spiegare qualcosa a qualche suo amico, ma più per capire lui stesso, dato che nessuno poteva saperne più degli altri. Tutto rischiava di assumere un andamento inconsueto per quei ragazzi e quindi la maestra intervenne per richiamarli alle più collaudate abitudini. Dopotutto era l'ora della merenda e dovevano sbrigarsi a mangiare, andare in bagno, fare ricreazione, riposarsi, essere pronti a riprendere il compito non appena il bidello avesse suonato la campanella. Su, non attardatevi! E poi con l'aria di chi la sa lunga: che volete che sia? Non avete mai visto un dirigibile? Dentro di sé però era preoccupata. Anche lei si rendeva conto che stava accadendo qualcosa di non proprio normale, seppure la sua mente vi resisteva grazie a quel sano scetticismo collaudato in tanti anni di pazienza e regolare insegnamento quotidiano. Si chiedeva: non sarà mica uno di quei nuovi progetti che si inventano al ministero? I ragazzi con fare noncurante simulavano soltanto una scettica adesione al richiamo della maestra e tardavano ancora a mangiare o giocare, come si pensa che dovrebbero fare normalmente i ragazzi di tutto il mondo, divertirsi spensierati durante la ricreazione, in modo che nessuno si senta obbligato a capire cosa gli passi davvero per la testa. Non era così. Loro continuavano a lanciare furtive occhiate fuori dalla finestra. Qualcosa era cambiato. Non era possibile negarlo. Il turbinio di neve s'era dapprima diradato e poi, come accade alla nebbia quando l'aria si fa limpida, anche il guscio bianco di nevischio che li aveva avvolti era svanito. Davanti alla scuola ora si scorgeva una grande distesa bianca, profonda come l'orizzonte, e laggiù, poco prima della linea ultima, dove lo sguardo arriva appena, si intravedeva un puntino rosso. Sembrava quasi di udire delle voci che chiamavano, e la campanella ancora non suonava. Questo racconto è di Tullio Bugari e il titolo La tenda rossa, viaggio nell'altrove. Per 1 anno e mezzo, ogni giorno che Dio aveva mandato in terra, alle 7 di mattina aveva pregato Sant'Antonio da Padova, ben sapendo che sua madre, con le mani sulla pietra della tomba del taumaturgo, stava facendo la stessa cosa. Entrambi chiedevano al santo di farli riabbracciare. Aveva una voglia matta di correre al portello, di gettarsi tra le braccia di Libero, di salutare Don Adolfo, di dire messa per i suoi parrocchiani, di bere con i clienti dell'osteria, di litigare con gli anarchici e i socialisti amici di suo padre, di portare la comunione e le sporte di viveri vecchi, di benedire le case del quartiere, di bere il caffè sotto i portici con le matrone, di suonare e cantare a squarciagola sotto le volte dell'osteria dalla Flora e di portare i saluti della madre alle bagasce sue amiche. Ma prima sentiva di dover ringraziare Nina e Sant'Antonio. Sapeva dove trovarli. Sonnecchiò un paio d'orette con un occhio semiaperto, come aveva imparato a fare durante le notti di guardia in trincea. Poi strattonò la giacca di Mimmo Sfiga fino a svegliarlo. Guagliò, vieni con me, ci aspettano. Nell'aria fredda e umida di una mattina di metà novembre, camminando sotto le volte di un numero sterminato di occhi di portico, tirando la manica del suo attendente come fosse la cavezza di un mulo sui sentieri del Pasubio, imboccò la via del Santo e la percorse fino in fondo. Giunto nella piazza antistante la basilica, ebbe l'impressione che qualcosa fosse cambiato. Il Gattamelata, un tempo assiso sul cavallo con lo sguardo severo, non lo ammoniva più,
ma era costretto in un sarcofago di tavole di faggio e sacchi di sabbia. Se ne fece una ragione. Precedendo lo sguardo rapito di Mimmo Spiga, incantato dalla magnificenza della basilica, confuso egli stesso per via delle saccate che ricoprivano l'altar maggiore del Donatello, alle 7 in punto s'avvicinò alla tomba del santo. Lasciò il suo attendente su una panca della navata centrale e salì da solo i pochi gradini della cappella del Sansovino, avvicinandosi all'arca. Il cuore batteva forte. Le gambe tremavano per l'emozione. Si sentiva un bimbo perso tra la folla in cerca della madre. Forse si era sbagliato. Forse Nina aveva pregato per il suo ritorno i primi giorni dopo la sua partenza, o solo la domenica, oppure di tanto in tanto. Mise le mani avanti, quasi a parare il colpo, qualora non l'avesse vista una volta girato lo spigolo di marmo. Respirò a fondo, chiuse gli occhi, fece un altro passo. Pregò Dio che ci fosse, poi li riaprì. Col velo nero, il rosario tra le dita e le mani appoggiate alla pietra nera dell'arca del santo, sua madre era immobile in preghiera. Si avvicinò lentamente, senza farsi notare, senza impaurire, e in silenzio appoggiò la mano destra su quella di Nina. Come se l'aspettasse da sempre, lei si girò, sgranò gli occhi e sorrise, mentre le lacrime le rigavano il volto. Poi la vide appoggiare di nuovo la fronte sulla pietra e sussurrare una preghiera. Infine si girò e lo strinse tra le braccia con la forza di una madre. Questo estratto, è di Renato Costa, e il titolo La guerra di Don Piero. Ritornò a casa. Aveva aspettato che Margot uscisse per fare la spesa ed era andato dal neurologo di nascosto. Non voleva preoccuparla ulteriormente. Salì in camera da letto. Quel dottore gli aveva letteralmente sbattuto in faccia che era un uomo con 0 aspettative di sopravvivenza. Era andato da lui nella speranza di avere qualche parola di conforto e invece, se prima si sentiva spaventato, adesso era terrorizzato. Si sedette sulla poltrona, guardando la cuccia di Doc. Poi lo sguardo gli cadde su un vecchio album di foto. L'aprì a caso, la recita di Natale in terza elementare. Riusciva a rimembrare perfettamente tutto a distanza di 40 anni. Ricordava specialmente quanto male c'era rimasto, constatando l'ennesima assenza di suo padre. Continuò a far scorrere le pagine, incontrando le foto dei vecchi amici d'infanzia. Chissà dove erano finiti. Aveva rotto con la maggior parte di loro, non per incompatibilità, ma perché la sua carriera di musicista l'aveva totalmente assorbito, proiettandolo in un altro mondo. La festa di laurea di sua sorella Anita, che era diventata un avvocato fallito, a dir la verità, perché non era riuscita a trovare lavoro e nemmeno ad aprirsi uno studio privato. Però suo padre quella volta c'era, così come alla laurea di suo cugino Sergio. Continuò a lasciar scorrere le pagine della sua vita tra le dita delle mani. Il giorno del diploma al conservatorio, i concerti del coro, i nipoti, i coristi, Doc. Oh Cristo, quanto gli mancava Doc. Non poté fare a meno di versare un paio di lacrime pensando a lui. Alzò lo sguardo verso il grande poster raffigurante il coro che si esibiva in un teatro, con lui di spalle che lo dirigeva. Al fianco i suoi 1000 diplomi, anni di studi e sacrifici. A cosa era servito? Tutto era destinato a scomparire nel nulla. Quante rinunce, quante sofferenze. Perché? A lato dei diplomi c'era la grande foto in bianco e nero di sua madre da giovane, una donna meravigliosa davvero. Suo padre aveva saputo scegliere bene, ma quel volto sorridente che lasciava a malapena trapelare un'ombra di impercettibile tristezza lo disturbava. Si alzò in piedi, guardandosi allo specchio. Si rese conto di essere dimagrito, soprattutto le guance erano incavate,
E sì che l'appetito non gli mancava, e negli ultimi giorni, come era di consuetudine durante le feste di Natale, aveva mangiato come un maiale. Si osservò intensamente, iniziando a scorgere nei suoi occhi una luce che pareva sopita. Qualcosa stava cambiando, si stava spegnendo. «Sei una merda», disse con disprezzo all'immagine riflessa allo specchio. «Merda!» Cos'era stata la sua vita? Uno schifo, una torta di merda, di cui l'Alzheimer costituiva la ciliegina. Prese il ritratto di sua madre e lo scaraventò per terra, sentendo il rumore del vetro che andava in frantumi. Adocchiò il poster del coro, lo afferrò e cominciò a strapparlo. Si sentì pervaso da un desiderio di violenza. Agguantò i 2 diplomi lanciandoli con furore in mezzo al corridoio. Poi fu la volta dello specchio, lo gettò verso il bagno distruggendolo, incurante dei 7 anni di disgrazia conseguenti. Poteva capitargli qualcosa di peggio. Agguantò la mazza da baseball appesa al muro, che gli aveva regalato uno dei suoi allievi. L'aveva sempre considerato un regalo insulso per un musicista, ma in quel momento gli tornò utile per percuotere con violenza muri e suppellettili. In preda a un eccesso di rabbia brandì la mazza a destra e a manca senza controllo, avvertendo il rumore del legno dei mobili che si rompeva. Lanciò un alto grido pieno di collera. Doveva essere lui a fare a pezzi la sua vita insulsa, non il male. Si arrestò di colpo. La cuccia di Doc, no, quella era sacra, non si toccava. «Amore, mio Dio, cos'è successo?» Margot, con gli occhi spalancati che esprimevano un qualcosa che andava oltre lo spavento e lo sconcerto, gli stava davanti. «Ecco, io non voglio morire». Questo è di Luca Favaro, e l'estratto, e il titolo è Il tempo senza ore. Stasera a leggere per noi, l'abbiamo appena ascoltata, è Elisabetta Lombardi. Elisabetta Lombardi è esperta in letteratura per ragazzi, lettrice di professione. Per oltre 20 anni ha gestito una libreria, svolgendo attività di animazione e promozione della lettura nelle scuole e nelle biblioteche. Ha tenuto corsi e conferenze per adulti, docenti e bibliotecari. La sua filosofia è che leggere ad alta voce significa riuscire in punta di piedi a tradurre l'essenza e la magia che ogni libro contiene. Buonasera a tutti, io saluto prima di tutto le autorità presenti, quindi vedo qui presente in prima fila il sindaco Stefano Marcon, vedo il vice sindaco Gianfranco Giovine, vedo sempre in prima fila anche il senatore Franco Conte. Se ci sono altre autorità le saluto anche tutti gli sponsor che credono nella cultura come motore dell'economia, e adesso chiamerei qui il sindaco Stefano Marcon per un saluto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Un applauso all'associazione Dentro Centro, Alessandro Coppo, a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest'anno questo premio Prunola, nato, come già detto, l'anno scorso magari un po' in sordina, un po' per gioco e con aspettative che credo oggi siano ben al di sopra del momento in cui siete partiti, perché vedere il teatro pieno è l'indicatore dei momenti migliori di cultura in città, ed è l'indicatore, credo che oggi l'indicatore sia il top. Quindi un plauso, bravi, avete caratterizzato Castelfranco a livello nazionale con il nome, con il brand anche della Prunola, quindi un doppio applauso e un augurio. Noi saremo al vostro fianco anche il prossimo anno se deciderete di riproporre il premio. Quindi buona serata a tutti e complimenti. Grazie. Diciamo già che il premio sicuramente tornerà anche l'anno prossimo. Chiamo sul palco i finalisti della sezione editing, quindi chiamo Alessandra Aiello, Tullio Bugari,
Renato Costa e Luca Favaro. Se ci potete raggiungere. E chiamo sul palco, già per premiare, Paolo Zanon dell'associazione Dentro al Centro, che è anche tra i promotori del premio. Direi che possiamo già iniziare subito con la menzione d'onore, perché questo premio prevede anche delle menzioni d'onore, e la menzione d'onore, aspettiamo che Paolo recuperi il premio, giusto? Che deve consegnare a chi si è aggiudicato questa menzione. La menzione va ad Alessandra Aiello con Inedite commistioni familiari. Adesso Paolo, un paio di domande relative a questo premio. Nel libro Da Brindisi all'America a Venezia, hai trovato un tuo posto e come mai così tanti viaggi? Dunque, in ordine, ancora no. E come mai tanti viaggi? Perché mi piacerebbe scrivere un altro libro. La seconda domanda. All'inizio di ogni capitolo del libro c'è un proverbio brindisino. E ce n'è uno di favorito e se sì ce lo puoi spiegare? Sì, mi aspettavo che mi chiedessi di parlare in veneto, stavo già abbandonando il palco. E uno dei miei proverbi preferiti è quello in apertura all'estratto, quello che è stato letto, quindi non vecchio allo pesce, non vecchio alla frisola, che indica l'attività tutta femminile in realtà, di dover tenere conto al contempo di diverse attività. E nel momento in cui una cosa sfugge, sono grandi guai, insomma. Grazie. adesso arriviamo al podio, al terzo posto, e qui chiamiamo anche già a premiare la Presidente della Commissione Cultura Grazia Zolin, che si prepara con il premio. Al terzo podio c'è Tullio Bugari con La Tenda Rossa. Ora sentiamo delle domande. Allora, il titolo già evocava un racconto storico importante per noi italiani, la vicenda del nostro Umberto Nobile che ci condusse con il dirigibile alla conquista del Polo Nord, no? E qui però è letta in maniera fantasiosa e trasversale, con un sacco di racconti che ci portano a fare più letture della storia. La fantasia è un modo per comprendere meglio la realtà o per portarci ad una realtà migliore? Beh, magari un po' tutte e due le cose, insomma. Senz'altro serve, aiuta a leggere meglio la realtà, quindi a riscoprirla e quasi reinventarla, perché certe volte le storie, quando sono talmente lontane, si rischia di dimenticarle, ci vuole un po' di fantasia per rievocarle, riviverle e riaverle di nuovo presenti, fresche, e quindi in questo modo anche questa attività che è una magia, perché i protagonisti sono dei ragazzi di una scuola, quindi tutti insieme mostrano che con la fantasia si può rivivere le storie, non solo per rievocarle come può fare un entomologo che guarda qualcosa di fermo, ma riviverle nel senso di riviverne le emozioni, quindi riviverne i sogni, renderle attuabili, rilanciarle ancora verso il futuro, insomma. Quindi vola sopra qualsiasi altra discussione che ci può essere anche stata, non negli ultimi anni, su questa vicenda del generale Nobile.
nobili di questa spedizione, ma vola sopra, sì. C'è un dirigibile, quindi giustamente vola sopra. Complimenti di nuovo. Adesso continuiamo a scalare la vetta della classifica, arriviamo al secondo posto e qui chiamo Francesca Genovese, che è sponsor con Mazzolada Vini, per premiare il secondo classificato. Ecco Francesca, e abbiamo qui i premi che ci consegna Cristiano. Allora, il secondo classificato è Renato Costa con La guerra di Don Piero. Anch'io ho due domande. Come le è venuta l'idea di scrivere di un cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale? Dunque, sono partito dalla drammatica condizione che immaginavo, e storicamente sappiamo essere stata appunto così, quella di essere uomini di Dio comandati a uccidere. In realtà appunto il protagonista diventa cappellano militare, parte come prete soldato, furono 22.000 in Italia, chierici, cappellani, preti vari, seminaristi e quant'altro, e col fucile in trincea dovevano uccidere altri cattolici che stavano solo dall'altra parte, avevano solo questa colpa. Ecco, questo dramma della coscienza religiosa e umana mi sembrava un buon inizio per cominciare una storia, seppur di fantasia, ma assolutamente storicamente fondata in quel periodo e da queste parti. E poi lei ha scritto nel suo primo libro della Seconda Guerra Mondiale, adesso della prima. I suoi alunni come leggono la storia, capiscono il significato della storia? Mi è capitato qualche mese fa, Francesco non ne voleva sapere di storia. Allora a un certo punto, terza media, 14 anni, ho detto adesso tu mi leggi il mio libro e poi me ne parli. Ci ha messo 2 mesi, poi me l'ha ritornato dicendo sa prof, pensavo peggio. Ecco, quel pensavo peggio prof è stato il più bel complimento che potesse venirmi. Il vincitore l'avete già capito chi è, però intanto si prepara per premiare il nostro Alessandro, promotore del premio. Il premio è il premio che poi ci dirà Dato Trains, giusto? E il vincitore del premio Prunola, sezione editi, è Luca Favaro, un trevigiano, con Il tempo senza ore. E il premio dello sponsor. Luca, vincitore, narrativa edita, premio Prunola 2017. Emozionato? Abbastanza. No, non c'è nessuno. Fate un applauso. Allora, il libro parla di una malattia grave, però lancia anche dei messaggi positivi. Ce ne parli? Dei messaggi. Beh, il messaggio chiaramente è un messaggio d'amore, ecco. Il messaggio del libro, la finalità più che altro all'inizio era quella di parlare della quotidianità che si è costretti a vivere quando si è affetti da una malattia come l'Alzheimer, insomma. Però ecco, il messaggio principale è proprio anche dell'importanza proprio di avere qualcuno che ci sostenga quando siamo malati, comunque di avere qualcuno che condivide con noi il nostro cammino, e soprattutto anche del fatto che molte difficoltà che possono essere delle montagne insormontabili si superano solo perché c'è proprio l'amore che ci spinge, ecco, questo sostanzialmente. Quanto c'è della tua esperienza personale di te nel libro? Tanto, direi tutto, perché vabbè, allora io come lavoro faccio l'infermiere e quindi ho lavorato anche per molto tempo a contatto con gli ammalati di Alzheimer, quindi
in un nucleo di una casa di riposo, appunto, dove ospitava persone con problemi di demenza, e quindi con questo, proprio perché si tratta di persone che hanno bisogno di un determinato tipo di assistenza molto particolare, quindi ho anche fatto molti corsi di aggiornamento, insomma, che mi hanno portato anche ad approfondire in maniera sì, più forte, più profonda la malattia. Però ecco, la vera esperienza vera e propria, questa propria esperienza sul campo è quella di mio padre, perché mio padre è morto col morbo di Alzheimer ancora più di 10 anni fa. E diciamo che ecco, nella storia che ho scritto confluiscono vari aneddoti, tutti reali, vissuti in parte da persone che ho incontrato così nel mio lavoro, ma molti anche purtroppo che ho vissuto proprio io in prima persona assistendo mio papà, insomma, in quel periodo. Quindi questo è... Signor Luca Padre, grazie mille. Grazie a tutti, adesso vi invito intanto ad accomodarvi in platea perché passiamo ad un'altra sezione che è la novità di quest'anno, la sezione scolastica che è stata introdotta proprio per entrare nel mondo delle scuole e soprattutto promuovere i nuovi talenti nel mondo della scrittura, quindi spazio ai giovani. Ci sono 2 premi, il premio Banca Mediolanum che va al miglior racconto e il premio speciale intitolato alla scrittrice che è scomparsa purtroppo, Vittoria Serena, ma che continua a vivere tuttora grazie a quello che ci ha lasciato, ai suoi scritti, alle sue bellissime poesie emozionanti. E allora adesso è il momento di ascoltare alcuni estratti dei finalisti. Febbraio 2014. Non ho più scritto fino ad ora per un semplice motivo, una nuova missione. Ho raggiunto la maggiore età e i miei superiori hanno deciso di affidarmi l'ultima missione della mia vita, un'unica terrificante parola, kamikaze. So che questa parola deriva dalla lingua giapponese e sta a significare vento divino. Infatti, ci hanno spiegato che la nostra sarebbe stata una morte con onore, che l'avremmo fatto per Allah e che grazie a questa azione avremmo sicuramente guadagnato il paradiso. Dovevamo partire in 4, io e altri 3 ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Ci hanno insegnato come infilare il giubbotto pieno di esplosivo, come avremmo superato i controlli per arrivare con un camion, anch'esso pieno di esplosivo, fino in Turchia. Ho pregato molto e intensamente il mio unico Dio, Allah. L'ho pregato per la mia missione. Ho pregato per mia madre perché mia madre e le mie sorelle stessero ancora bene. E infine ho pregato per questi uomini, perché in qualche modo cambiassero il loro pensiero. Che cosa avrebbe pensato di me mio padre se fosse stato ancora in vita e fosse venuto a sapere di ciò che stavo per fare? Sarei mai stato in grado di farlo? Farmi esplodere non mi sembra per nulla una fine onorevole. Cosa poteva esserci di onorevole nel morire con la consapevolezza di uccidere uomini, donne e anche bambini? Gli altri ragazzi che dovevano venire con me erano felici e fieri di ciò che stavano per fare. Io non facevo altro che pensare che il giorno seguente la mia vita sarebbe finita e avevo solamente 18 anni. Questo è di Martina Campagnaro e l'estratto è del titolo Odore di libertà. Ti siedi sul tavolo e incroci le gambe nel largo pigiama scuro. Le dita si intrecciano intorno alla tazza fumante, mentre il vapore danza nell'aria. Qualche ciuffo scivola sul viso. Ti intrecci i capelli e ti trastulli con le dita, lasciandoli scivolare tra le mani. Mi guardi con quegli occhi nudi. Quanto vicina sei allo scappare via? Ti avvicini a me e mi passi una mano sulla fronte, facendola scivolare in una delicata carezza lungo la guancia.
poi la ritiri velocemente e ti porti la tazza alle labbra. I tuoi occhi adesso hanno una luce diversa, sono vivaci, divertiti. C'è una cascata di luce opaca che scende dalla finestra. Torno a guardarti. La luce calda del tramonto sfuma in un tenue glicine e so che non accenderai la luce. Le ombre si allungano e ci avvolgono mentre la stanza si tinge di un azzurro opaco. Il tempo sembra essersi fermato e tu sei ancora più distante. Rebecca Campo e l'estratto dal titolo Le cose che non dici. Ginny sapeva scandire le parole, ci vomitava addosso l'arte con tutta la sua bellezza, la storia magnifica delle creazioni umane. Colmava le nostre anime, ora dopo ora, di grande passione. Sapeva commuovere, ed è questo l'immenso debito che mi lega a lui. Perdoni la lunga introduzione, da questa riga in poi, lo prometto, troverà quel che cerca. Qui è dove il nostro Giorgione si fa strada, da protagonista nella storia. Venezia, primissimi del Cinquecento. Per le strade bagnate cammina un incredibile artista. L'uomo è misterioso, il talento risaputo. Nel frattempo un ragazzo, Gabriele Vendramin, nobile e ricco, vive il sogno veneziano. La carriera politica è una strada facile, ha un futuro che già brilla. Lui non lo sa, ma di tutte le sue fortune una sola si rivelerà tale: l'amicizia profonda che lo stringe a Giorgione, il pittore. Una tempesta sconvolge i cieli della Serenissima, la guerra le strappa fior di territori. La città, data in reggenza a Vendramin con altre, va persa. Il giovane vaga, piange, impreca e si dispera, e si rifiuta di guardare al suo avvenire che si sgretola. Certe volte gli amici non possono nulla. Giorgione invece seppe cosa fare. Prese il pennello e scrisse una lettera a Gabriele. Una grande lettera, olio su tela. Dipinse il cielo tumido di nubi, la città devastata sotto al lampo. Il suo amico, dritto nel vento, volge la testa ad una donna. Lei è tranquilla ed allatta un bambino. Lei è la filosofia, nuda sotto la tempesta. Il dipinto sa parlare. Non perdere, amico mio, la ragione. È solo vento, passerà. Rimane questa la miglior lezione del professor Gini. Ricordo la voce grande di lui rimpicciolita nella tristezza. Se solo mi fosse capitato un amico così. Di Gloria Capuani, estratto dal titolo Furto al museo. Amo i bar perché sono posti magici, posti in cui avvengono incontri, e tu sei lì a domandarti se il ragazzo al tavolo accanto verserà una o due bustine di zucchero, ad osservare se la sigaretta la impugna con l'indice e il pollice o il medio e l'indice, e a immaginare quando e perché abbia iniziato a fumare. Al bar quel giorno ero con Margaret, appena tornata da un anno in Canada. Prima che partisse, io e lei ci eravamo addirittura dette "ti voglio bene". Era da sempre la mia migliore amica, anche se in realtà non avevamo mai discusso i termini della nostra amicizia. Adesso, sedute in quel bar, aspettavamo un altro treno, locale però, solo pochi chilometri, e lei sarebbe ritornata nella sua città, lasciandomi alla noia del mio paese, alla solita, monotona provincia. Margaret era una creatura speciale, almeno lo era per me. Una migliore amica differisce da una semplice amica se entrando nella tua camera in disordine non ti giudica, perché capisce come quel caos sei tu, che tu non cambierai mai, così come i vestiti ammucchiati sulla sedia. E lei mi aveva accettata con tutti i miei disordini mentali, anche per questo le ero grata. Io
Margaret e Ivan, un trio perfetto. Così, mentre aspettavamo il treno, ha iniziato a raccontarmi della famiglia che l'aveva ospitata, del figlio maggiore che le aveva regalato una felpa la sera in cui lei tremava di freddo. Si ricordava mi chiese: scrivi ancora? Vorrei scrivere un libro, in effetti. Che poi a 16 anni un po' tutti hanno voglia di scrivere un libro. Leggono in quei libracci di scuola gli autori più famosi e si immaginano scrittori, pensano: adesso provo a scrivere un libro tutto mio. Magari scrivono i migliori temi della classe e magari hanno dei quadernetti blu a righe, intoccabili, segretissimi, in cui custodiscono i loro pensieri più profondi e credono che, in fondo, scrivere un libro troppo difficile non sia. Sono clementini e io un libro non potrei mai scriverlo, anche se mi piacerebbe da morire. Non ho l'ispirazione che permette di non dare fogli su fogli, poi non sono nemmeno così brava. Questo è di Esther Lovascio, estratto da Rimpianti. Dopo 2 mesi, finalmente arrivammo a Bengasi. E qui, che succede ora? Chiedevo ripetutamente a papà. Stavamo evidentemente aspettando qualcosa, ma non riuscivo a capire cosa. Dopo 6 giorni senza mangiare, una notte arrivarono 2 ragazzi e ci svegliarono a calci. Sulla spiaggia eravamo in 120 speranze e sogni al bivio, tra lo spegnimento e la realizzazione. Ci caricarono su dei gommoni in gruppetti di 20 e con essi ci portarono fino a un vecchio barcone che ci aspettava più al largo. Eccolo. Ecco la barca che avrebbe decretato la nostra vita o la nostra morte. Pensare che tutto potesse dipendere da questo natante, da quanto vecchio fosse e da quanto reggesse il motore, mi creava panico. Per fortuna con me c'era sempre papà. Era poco più di 2 mesi che avevamo lasciato la nostra casa e ora cominciava l'ultima e più pericolosa parte del viaggio. Attraversare il Mediterraneo, 120 in un barcone, per lo più fatiscente, omologato per 50 persone. Però era meglio provare. In mare si muore una volta sola, mentre in Libia si muore ogni giorno. Non ti davano da mangiare, ti picchiavano e se avevi dei soldi te li rubavano. Di Eleonora Rossato, l'estratto da Le morbide, ruvide mani di papà. Allora, nuova edizione del premio Prunola, nuova categoria giovani. Noi vogliamo i giovani. Qui in teatro abbiamo una giovane regista che sta arrivando sul palco e gli organizzatori di una manifestazione importantissima che è il TEDx, che per la prima volta è stato organizzato a Castelfranco nel 2016 e che rivedremo quest'anno. Quindi chiamo sul palco la nostra regista Michela Collu, ecco qua, e dove sei guai? Michela, quanti anni hai? 17. Che scuola fai? Liceo artistico a Rosselli, qua a Castelfranco, indirizzo audiovisivo multimediale. E sei un pochino emozionata. Allora, Michela è bravissima, si è occupata del filmato iniziale che avete visto, si sta occupando della regia, sta filmando la serata, monterà il film alla fine, che andrà su YouTube e via dicendo. Quando le ho chiesto, Michela, a me fa piacere che tu salga sul palco, ma te la senti? Lei mi ha risposto una cosa meravigliosa. Io sì, perché dovevo vincere questa paura. Esattamente, le fate un applauso. Sì. E con lei abbiamo il nostro Vial. Vial, insieme a Pizzato, che dovrebbe, eccolo là, sono i coordinatori del TEDx e adesso lui ci spiega che cos'è il TEDx. Applauso.
Grazie Alessandro, ci tengo a ringraziare anche per l'invito questa sera. Vi spiego un attimo in breve cos'è TEDx, giusto perché così ci capiamo bene. TED è un format americano, inventato in America una trentina di anni fa, che si presuppone di diffondere idee di valore. Ovviamente gli americani sono molto bravi a vendere, a pubblicare, a presentarsi in maniera insomma, un po' così caratteristica loro. In Italia è un po' più difficile integrare il format. Il format andava così bene in America che hanno deciso di esportarlo, dare la possibilità a chiunque volesse portarlo nel proprio paese, dal più grande al più piccolo, e quindi poterlo proporre. E ha creato TEDx. Ecco, quindi noi abbiamo chiesto la licenza agli americani, ci hanno dato la licenza per fare l'evento a Castelfranco Veneto e loro ci tengono molto che sia territoriale, quindi loro vogliono che l'evento si chiami TEDx Castelfranco Veneto e che sia molto rappresentativo per il territorio. E noi a ottobre dell'anno scorso abbiamo avuto la nostra prima edizione. Siamo stati molto contenti perché siamo riusciti a riempire il teatro e come diceva Alessandro non è così scontato insomma ultimamente, e niente, mi piaceva molto condividere questa esperienza perché per noi è stato, siamo tutti giovani dai 21 ai 26 anni, non avevamo mai creato niente qui a Castelfranco, qui al teatro, niente del genere, non abbiamo competenze particolari, abbiamo solo molta voglia di fare. E se posso dire una cosa sul premio letterario, io non sono molto letterato, però me ne sono preparato qualcosa da dire. E uno dei miei libri preferiti, che non è molto letterario, ma è un libro un po' particolare, che è di uno speaker TED che si chiama Simon Sinek e spiega dell'importanza del perché delle cose, e lui appunto dice che non è importante tanto il cosa e il come, cioè sono importanti, sono alla base, ma la differenza la fa il perché. Ecco, io credo che all'interno di un libro, se io non ho un perché personale, lo posso trovare all'interno di un libro, quindi premi come questo a Castelfranco sono importanti perché per noi giovani spesso, io non ho avuto difficoltà di questo tipo, ma vedo magari anche mia sorella che mi guarda da là, che magari ragazze della loro età possono avere più difficoltà nel trovare un perché di alzarsi, non dico tanto alzarsi dal letto, ma il pomeriggio alzarsi dal divano. Ecco, e leggere libri oppure interessarsi molto è fondamentale. Grazie mille Andrea. Allora, questi ragazzi sono fantastici, ok? Stiamo parlando nemmeno diciottenne, neanche trentenne, vecchio Matusa, disastro. Allora, voi immaginate tutta la squadra del TEDx che ha tutta una loggia dedicata, sono partiti, si sono tirati sulle maniche, hanno trovato gli sponsor, hanno trovato una grande risposta da parte degli sponsor tra l'altro. Io ho parlato con alcuni di questi sponsor ed erano entusiasti, erano veramente entusiasti perché il TEDx è un momento importantissimo per le aziende, è un momento di condivisione di idee, è un momento in cui si fa valere veramente la gente meritevole, ok? Quindi, quando è che ci vediamo noi per il prossimo TED? Sempre a ottobre. A ottobre di quest'anno, vi invitiamo già da adesso al prossimo TEDx. Grazie Andrea, grazie per tornare. E allora, visto che questa sera diamo spazio ai giovani, io non mi sono presentata stasera, allora come avete capito, uno, non sono una presentatrice, infatti devo anche un po' imparare a guardare un po' tutti, e sono una giornalista, mi chiamo Maria Carlo Pizzari e scrivo per il Gazzettino. Domani uscirà un articolo ovviamente anche su questa splendida serata che scriverò stanotte. Allora, a questo punto io chiamo qui i giovani, chiamo i finalisti della sezione racconti scolastici e chiamo anche chi deve premiare, quindi chiamo già Mimmo Battiloro che rappresenta il main sponsor Banca Mediolanum e chiamo però anche Terry Bonaldo, ti aspettiamo qui Terry sul palco. E per chi non la conosce, Terry è la madre di Vittoria Serena, una scrittrice brillante che continua a vivere attraverso le sue poesie. Io sto aspettando qui i finalisti. Dove sono nascosti? Eccoli, stanno arrivando. Intanto anticipo che
appunto ci sono questi due premi, il primo che è quello dedicato al miglior, il premio Banca Mediolano, ma il premio che andrà al miglior racconto, il secondo invece è il premio speciale che viene assegnato al racconto che meglio incarna i valori dell'amicizia e dell'amore per l'arte tra i giovani. Allora annunciamo subito il premio speciale che è dedicato alla scrittrice Vittoria Serena, che continua a vivere attraverso quello che ha scritto. Questo premio va a Rebecca Campo con Le cose che non dici. E adesso complimenti, passo la parola a Terry. Buonasera, io sono molto emozionata perché mia figlia era una grande scrittrice. Ha scritto un libro, Viaggio d'inverno, che praticamente l'ho fatto scrivere da una grande scrittrice, Claudia Zaggia. Il libro va alla Fondazione Bambini delle Fate e ai ragazzi autistici, l'intero ricavato. Io sono emozionatissima perché questo premio va a Rebecca. Complimenti, sono talmente emozionata che non so più. Con il mio racconto appunto volevo far trasparire il fatto che sì, sono importanti le cose che diciamo, ma sono anche più essenziali quelle che non diciamo, perché anche il nostro modo appunto di muoverci, di appunto comportarci, che ci spiega, come dice, il silenzio non è un vero silenzio, ma soltanto l'anima che parla. Comunque Vittoria, per chi non lo sapesse, era una ragazza eccezionale e io ci tengo e anzi ringrazio Vittoria. Possiamo continuare, per chi non l'ha conosciuta la può conoscere leggendo Viaggio d'inverno, perché la scrittura ci fa vivere per sempre. E adesso è arrivato il momento del vincitore della sezione Racconti scolastici, che viene premiata, visto che sono tutte donne, il talento è delle donne, e viene premiata da Mimmo, che tra l'altro ha avuto un'idea, dopo ce la spiegherà, cioè quella di dare spazio ai giovani anche regalando una borsa di studio per l'iscrizione all'università. Allora, la vincitrice è Eleonora Rossato con Le morbide ruvide mani di papà. Ciao Eleonora, complimenti intanto, bellissimo. Ho sentito prima il sunto, l'estratto, ho letto il libro. Spiegami come ti è venuta in mente raccontare la storia di questa ragazza che dalla Nigeria parte per arrivare qui in Italia, quindi, perché sembra che l'abbia vissuto proprio tu il viaggio, cioè è talmente verosimile che è impressionante. Quindi come ti è venuto in mente di scrivere questo libro? Beh, ho preso spunto dalle storie che mi raccontava una mia amica, che è una suora qui di Castelfranco, che ospita con le sue consorelle delle ragazze migranti proprio della Nigeria, e quindi spesso mi raccontava delle storie e poi unito a quello che sentivo nei telegiornali ogni tanto un po' fatto mia. Che idea ti sei fatta di questa situazione dei migranti, di questo flusso che si sta spostando da una parte all'altra del mondo? Beh, sicuramente non sono situazioni facili, noi dobbiamo solo cercare di dare quello che abbiamo noi a loro che non hanno niente purtroppo, quindi accogliere se riusciamo. Grazie. Allora, chiediamo alle vincitrici
Intanto se possono venire per una foto e appoggiare qui la targa sul piedistallo, visto che ci sono un sacco di fotografi e vogliamo immortalare questo momento. Poi interessantissima la tua storia, scriverò sicuramente un articolo, quindi sarà intervistata. E volevo anche dirvi che nel bouquet, tra i fiori, c'è anche un altro fiore che è Viaggio d'inverno, il libro di Vittoria. Ecco. Quindi, Eleonora Rossato è la vincitrice. Un applauso, bravissima. E adesso c'è Rebecca Campo con Le cose che non dici, complimenti. Un premio speciale Vittoria Serena. Grazie, adesso è arrivato il momento di immergerci nella sezione degli inediti e quindi ascoltiamo anche qui alcuni estratti che ci legge la nostra bravissima Elisabetta Lombardi. Il treno dei miracoli partì ansando al suono d'un fischietto. I bimbetti smisero subito di pestarsi e di sanguinare dai molteplici graffi. La fata mammellona rinfoderò non senza fatica tutto il colossale zinnone, conficcò con malgarbo Satanasso Junior dentro un'apposita cesta al contatto della quale la larva già dormiva e lo ripose nel ripiano portabagagli superiore, incassandolo per benino tra scatoloni cartonati e buste della spesa legate insieme con lo spado. Sprimacciò il tutto con potenti cazzotti per riordinare l'assetto complessivo. Afferrò quindi da una borsa conficcata tra gli altri pattugli un giornaletto bisunto e spiegazzato di fotoromanzi. Fece schioccare una lasciva slappata della poderosa lingua sulla folta peluria sovrastanti i labbri sconnessi. Si raspò dispendiosamente l'inguine predisponendosi ad una succulenta lettura. Indi s'addormentò come un'asina gravida stremata. Il signore ripose il toscanello in un astuccio di plastica e va ipotizzato che lo scatto della cerniera a molla avesse un collaudato sincronismo con i suoi ritmi circadiani, poiché russò sfarzosamente dopo appena 6 secondi, mantenendo ben aperti tutti e due gli occhi, sia quello nativo, sia quello più grande e di miglior fattura di vetro. La fattucchiera imbalsamata guarì magicamente e parve persino ringiovanire, distendendo le pieghe del muso che corrispondono ai lineamenti in un volto umano. E spettorò un bolo colloso dentro un fazzoletto, che gli piegò con molta cura prima di conservarlo in una misteriosa sacca che aveva in grembo. Di poi latrò uno sbadiglio prolungato e oscurò le cataratte, abbassando quelle che negli umani corrispondono alle palpebre. Soltanto l'ometto alieno restò sveglio e pareva percorso da sinistri fremiti, riproducendo con la sua figura delicata l'oscillazione della frequenza sonora di 48 Hz che stimola il pianto. Ciò incuriosì ancor più Mago Patonsio, pluribasito, che non riuscì a trattenere. Ma mi scusi assai, signor lei, non ci vorrei sembrare troppo disturbativo, ma siccome, datosi che al paese mio questi qua li tengono ammucciati, cioè nascosti, vi spiego, nelle case, ci vorrei fare una domanda se lei se la fa fare. Prego, mi dica. Ma che per caso lei tante volte non che lei è un omosessuale? No, ma si figuri. Ma i tremori impazzivano vie più e quasi producevano un suono impercettibile, un fruscio, sicché riprese: forse lei lo è per caso? Ah no, con una risata nervosa gli rispose: per l'amor di Dio no, manco io nemmeno. Ah,
convoglio ferroviario arrancava placido. La quiete e la segretezza pari soltanto a quella dei sacri sepolcri, calò inviolabile. Ah sì, fino alla stazione successiva. Di Danilo Cannizzaro, il titolo dell'estratto che ho letto, il titolo è L'ultima danza. Il professore strinse la mano al giudice Martelli e alla dottoressa Oddone, poi si sedette accanto a quest'ultima e parlò. È giusto che un magistrato si ponga un problema di metodo nell'approccio al dato conoscitivo. Troppe volte l'opinione pubblica dà per scontato un fatto, troppe volte le persone, specie quando sono in gruppo, si appiattiscono su un'opinione comune, senza neppure guardare i dati più evidenti, spinte dal conformismo, dall'ignoranza, dalla pigrizia, dalla paura di essere marchiate come diverse o eretiche. Quest'ultima critica di eresia viene rivolta a molti giudici, specie se fanno bene il loro dovere. Indagare sulla realtà senza subire la suggestione della folla terrorizzata o inferocita che cerca a tutti i costi un colpevole o, al contrario, perseguire quei malvagi che sanno ammantarsi di falsa bontà è il dramma e la solitudine del giudice, ma è anche il dramma dello studioso e, in ultima analisi, di qualsiasi essere umano che ami la verità e la bellezza, perché in quei momenti tutti siamo costretti a divenire un po' giudici, anche se sappiamo molto bene che non è possibile giudicare. Allora il giudice chiede perdono alla sua coscienza e agli altri, sacrifica il suo orgoglio e accetta di operare la sua scelta, che comunque contiene un giudizio. È un po' come quando i popoli antichi, prima di sacrificare un animale per poter vivere della sua carne, lo pregavano di scusarli e ne offrivano una parte agli dei o ai poveri. Nella decisione c'è tutta la bellezza della strada da percorrere, tutto il dolore per l'immancabile inadeguatezza di ogni scelta netta ed assoluta. Di Carlo Caruso, l'estratto che ho letto ha per titolo Il chierichetto assassino. I corpi nudi, avvolti da un morbidissimo accappatoio sbiancato dal perborato di ossigeno. I miei capelli, legati in una vivace coda di cavallo e un ciuffo ribelle che attraversa il tuo viso stupendo. Siamo noi, mano nella mano, stesi sulla poltroncina della saletta relax di questa spa da 1000 e una notte, esclusiva. Lo smalto rosso delle mie unghie dei piedi sembra vernice fosforescente sulle ciabattine di spugna, anch'essa bianchissima come la neve, che riflette di là della vetrata la luce della luna piena. È uno spettacolo seducente, charmant, diresti tu, con quell'adorabile R francese. Non voglio interrompere questo istante di estasi. Ci stiamo preparando per entrare nella sauna finlandese e tu, che tieni la mia mano intrecciata alla tua, senti la mia irrequietudine. È la prima volta per me e ho paura. No, non fraintendermi, non ho paura del calore, di svenire o di soffrire di claustrofobia. Ho paura del mio corpo nudo, là dentro, vittima di una malattia che pochi conoscono, legato a questo sacchetto rosa antico. Stona il suo colore in mezzo a tutto questo candore. Anche le poltrone e i vasi, e gli sgabelli, e quei fiori freschi, i poggioli, le candele e le finestre, il resto del mio corpo, il tuo, tutto bianchissimo. Sara, dimmi amore mio, cosa ti preoccupa? Con la lentezza di chi deve tirar fuori ogni parola da un cassetto diverso, trovo il coraggio di esprimere il mio pudore. Ho la voce aspra e la gola secca. Andiamo, rispondo.
Dentro alla sauna 3 uomini e una donna giacciono immobili. Nudi i loro corpi mi rammentano com'ero e mi ricordano come sono. La mia mano si allunga sulla maniglia prima ancora di spogliarmi dell'accappatoio e delle mie paure, mentre tu, piano, mi chiudi gli occhi, spingendo in basso le mie palpebre con le mani. Li riapro. Il mio viso incrocia lo specchio alla nostra destra. Guardati, Sara, sei bellissima. Ora prendi quell'immagine e quel sorriso, incorniciala e appoggiala dentro di te. Di Fanny Guidolin, l'estratto che ho letto ha per titolo Storie di straordinaria corsia. Mi strinse le mani tra le sue. Ero così preoccupato, temevo non volessi più vedermi. Scossi la testa, cercando di trattenere le lacrime. Gli dissi che era uno scemo, se la pensava in quel modo, dato che era proprio lui la cosa più importante per me in quel momento. Scoppiamo a ridere come 2 bambini, prima di scioglierci in un dolcissimo bacio. Fine. Avevo appena finito di scrivere il mio ennesimo racconto, quando sentii mia madre chiamarmi dal piano di sotto. «Arrivo!» urlai, mentre cliccavo sull'icona di salvataggio, decisa a pubblicarlo in seguito su una pagina di aspiranti scrittori che seguivo. Scesi le scale di corsa, rischiando di inciampare sull'ultimo scalino. Era un classico. Non era semplicemente colpa del mio peso, un po' al di sopra della norma, ma più che altro ero terribilmente goffa. Ero il tipico elefante in un negozio di cristalli, citato in alcuni modi di dire. Mi sedetti a tavola, accompagnata da un soave profumo di pollo arrosto e patate al forno. «Ha cucinato papà?» chiesi, mentre addettavo un pezzo di carne. «Non si capisce», mi sorrise mamma. Papà era bravissimo a cucinare, ma decisamente troppo pigro per farlo diventare un lavoro. Lui stava benissimo seduto ad una scrivania a compilare scartoffie, però non si tirava mai indietro quando si trattava di cucinare per la sua famiglia. «Dov'è Max?» Di Elena Martini, l'estratto che ho letto, il titolo del racconto è «Gli unicorni esistono veramente, forse». Allora abbiamo ascoltato alcuni estratti dei finalisti che chiamo qui sul palco adesso, quindi aspettiamo Elena Martini, Carlo Caruso, Fanny Guidolin e Danilo Cannizzaro. Fanny o Fanny. E vi anticipo già che ci sono ben 3 menzioni d'onore. E il significato della menzione d'onore è notevole perché l'anno scorso tra chi si è meritato una menzione c'era anche Cristiano Brion, il cui libro poi, inedito, è poi stato pubblicato dall'editore da Andrea Tralli, quindi da Panda Edizioni, e lo troviamo nelle librerie. Quella volta che dissi che l'India è una M puntini puntini, ma non ci sono i puntini sul titolo, quindi scelta coraggiosa. Allora chiamiamo però anche chi deve premiare, mi sembra che qualcuno sia già qui perché a premiare in questo caso c'è anche Andrea Tralli che proprio consegna la prima menzione d'onore. Allora scopriamo chi se l'ha meritata. La prima menzione va ad Elena Martini con Gli unicorni esistono veramente, tra parentesi forse, e premia Andrea Tralli. Aspettiamo il premio, eccolo qui. Grazie. Grazie Cristiano, brava Elena, hai vinto la prima menzione d'onore. E io volevo domandarti 2 cose. Allora, la protagonista del tuo romanzo, come si chiama? Alice. È una coincidenza? Più o meno. Ci vuoi raccontare un po' la storia di questo libro? Sì,
Sì, diciamo che è partito tutto dal concorso dell'anno scorso, che appunto ero arrivata ancora in finale, e poi mi è stato consigliato da una mia amica, che tra l'altro è qui, che potevo scrivere una mia biografia, solo che per me le biografie sono noiose. Allora ho deciso di mettere parti della mia vita in ognuno dei romanzi che scrivo, e questo è un po' ispirato alla mia vita di quando andavo a scuola, in cui venivo praticamente sempre esclusa da tutti quanti, un po' diciamo neanche bullismo, ma una cosa molto simile, perché ero sempre la più debole del gruppo, diciamo. E solo che questa ragazza poi diciamo che trova il coraggio di reagire e prende in mano la sua vita, e quindi proprio per questo ho deciso di chiamarla Alice, perché spero che insomma lei abbia un po' più forza di quella che ho avuto io in passato. 6 anni. Quanti anni hai? 6. Che scuola fai? Salverosa. Brava, Alice. Tu hai letto il libro di tua mamma? No, Sei curiosa? io non so neanche ancora leggere. Grazie. Complimenti ad Elena Martini, allora, che quest'anno ha migliorato ancora, ha vinto di nuovo, insomma, 2 volte. Adesso la seconda menzione invece si avvicina qui Cristiano Brion, che è lo scrittore che ho citato prima, e la seconda menzione d'onore spetta a Carlo Caruso con Il chierichetto assassino. Innanzitutto complimenti ancora da parte della giuria e da parte di tutti noi. 2 brevi domande sul suo libro. Si parla di ipocrisia. Come mai decidere di basare un romanzo su questo tema? L'ipocrisia si lega al conformismo. Il conformismo distrugge il nostro futuro, perché tutti gli eretici sono stati quelli che hanno donato qualcosa di valido all'umanità. Pasteur era un eretico e ha portato delle novità nella scienza. Gesù, che si crede o non si crede, era un eretico. Buddha nel suo contesto è un eretico. E i persecutori, coloro che credono di sapere tutto, agiscono come dei primati, come delle scimmie, perché cercano di scatenare il rumore e la rabbia del gruppo contro i migliori. Un'altra domanda. Nel suo libro si parla di correnti di pensiero, di religioni. Che idea si è fatto del bene e del male? Molto. Probabilmente in assoluto è difficile parlare di bene e di male, probabilmente il male non è altro che una prospettiva distruttiva, negativa. Il male in sé non è un'esistenza, è una prospettiva sbagliata. Per esempio i rifiuti organici di per sé non sono un male se vengono messi sulla terra per concimare, quindi tutto al posto giusto, è un problema di armonia, ma non c'è il cattivo e il buono in assoluto. Grazie. Terza menzione d'onore, chiamo qui intanto la blogger Giorgia Gatto, che fa parte della giuria, e la terza menzione d'onore spetta a Danilo Cannizzaro con L'ultima danza, che mi sembra che però qui ci sia un delegato, giusto? Ecco. Lei è il delegato, quindi io domande non gliele posso fare. Meravigliosamente, e possa avere esposto quello che è stato scritto dalla lettrice, che ha veramente interpretato magnificamente l'estratto del libro. Le faccio i complimenti da parte nostra, visto che purtroppo non è qui. Quindi abbiamo già capito chi è la vincitrice.
La vincitrice è una castellana, giusto? È una specialista dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, segue i pazienti oncologici e tra l'altro cura anche un blog molto seguito che si chiama Pelvic Storm e si chiama Fanny Guidolin o Fanny, adesso ce lo dirà lei. Tra l'altro sono 150 storie, lei ha scritto queste 150 storie che sono tutte vere, proprio da quello che è successo ai suoi pazienti, quindi questo turbinio di emozioni che c'è anche adesso, ecco, un turbinio di emozioni, e lei segue i principi della medicina narrativa, giusto? Allora a premiare Alessandro con il premio della Costa. Signori, la vincitrice del premio Corona 2017, sezione di meriti, Fanny Guidolin. Allora, agglutisci, calma. Guarda che bella la targa. Così. Tranquilla. Toccano tutti a me quelli nervosi stasera. Vai, applauso, due. Allora, Fanny è una dottoressa amatissima da molti di quelli che sono in sala e che sono anche protagonisti dei suoi racconti. Cura un blog, Pelvic Storm, che ha un successo incredibile, una bravissima dottoressa che cura un blog, un successo incredibile, ovviamente quando prende in mano la penna fa qualcosa di incredibile. Le votazioni della giuria sono state unanimi. Hanno votato tutti uguali. Sei arrivata prima, immediatamente. Come ti senti? La curva sud sono i miei familiari che ringrazio per essere qui. Che la curva nord. Sì. E poi tutti i miei pazienti, che se non fosse per loro le storie non esisterebbero, perché io sono entrata nelle loro teste, nelle loro emozioni, le ho colte, le ho fatte mie e poi è nato quello che è nato, insomma, queste storie di straordinaria corsia, perché loro sono straordinari e sono tantissimi, fatevi sentire. Cioè avere i pazienti protagonisti delle storie qui con me stasera è quello che è il passo avanti della professione nostra infermieristica, perché non passi il concetto che sono un medico, io sono un'infermiera e ne vado fiera della nostra professione infermieristica, perché vogliamo andare al di là di quella che è la semplice assistenza a letto del paziente, ma deve essere così l'assistenza piena, cioè fatta di relazioni vere, di emozioni, come diceva Rita Charon, è stata lei che ha coniato il termine di medicina narrativa ed è a lei che mi sono ispirata proprio per raccontare senza annoiare. Infatti ogni tanto tra le mie 150 storie, essendo io specialista nella riabilitazione del perineo, per chi non lo sapesse vi invito a guardare il mio blog, ogni tanto racconto qualche rocambolesca avventura della sottoscritta. Io faccio gli esercizi praticamente dalla mattina alla sera, e quindi anche quando sono in piazza Castelfranco oppure agli incroci così in macchina, e allora giusto per sdrammatizzare un po', quindi passiamo da storie drammatiche in cui uno si può riconoscere e confrontarsi, fino a storie magari che possono essere di ispirazione per aiutare altre persone, fino anche a sorridere, insomma, insieme, perché no? Perché no? Perché la malattia è, come dire, accettata da tutti, presa come un dato di fatto, insomma è indiscutibile che ci sia, ma il paziente è sempre meno sostanzialmente passivo, non lo è più il paziente passivo, e ha bisogno di chi lo aiuta a tirare fuori quanto può dare. Ecco, io sono così grazie a loro, infatti la pagina del mio libro, se sarà un libro, se me lo auguro, il ringraziamento principale è a tutti i miei pazienti.
togli il se. Storia di ordinaria poesia sarà pubblicato da Panda Edizioni nel corso dell'anno o comunque in base agli impegni di Fanny appena sarà pronto per la stampa. Grazie mille Fanny Guidolin, Fanny o Fanny come la chiamano i suoi pazienti, vincitrice del premio Brunola 2017 sezioni inediti. E allora adesso è il turno invitiamo i vincitori, complimenti, ad accomodarsi perché passiamo alla sezione della saggistica enogastronomica e invito qui, penso sappia già di essere il vincitore, comunque lo invito i finalisti che sono, chi c'è stasera? C'è una delegata per la vincitrice che quindi sa già di dover ritirare il premio. Intanto chiamo anche lo sponsor che è un imprenditore che di enogastronomia se ne intende. Chiamo qui Paolo Pietro Bon di Fraccaro Spumadoro per premiare. Sto aspettando il delegato per annunciare il premio che intanto vincitore che intanto forse possiamo già annunciare perché quest'anno stiamo aspettando, sì, raggiungici pure. Quest'anno a vincere è Petra Di Dio con La Sicilia in tavola. Sì, buonasera. Vuole fare due parole sul visto che è delegata? È delegata, ma comunque magari qualcosa vuole. Sì, sono contenta di essere partecipe di questo evento importante per la cultura e per la città di Castelfranco. Grazie. Grazie per l'attenzione. Che sostiene questo premio? Diciamo che siamo onorati di poter partecipare, un premio letterario a Castelfranco, in più dedicato a un liquore, un prodotto dell'enogastronomia castellana, non ci può che far piacere e far onore. Grazie a voi di organizzare tutto questo invece. Tengo a dire due parole anche se non era previsto. Paolo, come tutta la famiglia Fraccaro, è uno dei primi sponsor del premio Brunola. A dire la verità è proprio il primo, nel senso che è il primo a cui abbiamo suonato il campanello e a cui abbiamo chiesto per favore ci date una mano e sono stati i primi a dire sì. Ringraziamo tutti i nostri sponsor, la Dotto Train, anche se oggi non sono potuti venire, Fiorentin e ovviamente il main sponsor di quest'anno, Banca Mediolanum nella figura di Domenico Batilori. Grazie mille. Adesso c'è un altro momento particolare, ci avviciniamo alla conclusione perché l'anno scorso tra i vincitori, anzi il vincitore assoluto della sezione saggistica enogastronomica che si era classificato al primo posto con leggende e racconti in cucina era, devo dire purtroppo era, il professore architetto Giacomo Massarotto, persona colta e sensibile che ha espresso attraverso la scrittura il suo legame con il territorio. E purtroppo già l'anno scorso non era riuscito a ritirare il premio perché era ricoverato in ospedale e quest'anno invece non può essere qui perché ci ha lasciati, però appunto come abbiamo detto più volte chi scrive continua a vivere per sempre, soprattutto se scrive, se esprime quello che ha dentro con qualità come appunto ha fatto Giacomo. E chiamo qui per un ricordo il fratello che conosciamo credo tutti, che in castellano è l'avvocato Giorgio Massarotto.
Grazie. Ci tenevo a dire due parole, una considerazione personale. Innanzitutto grazie al dottor Tralli per la pubblicazione dei suoi racconti. Ma nonostante io conoscessi, diciamo, queste leggende, perché le leggevo mano a mano che venivano redatte e ci sentivamo anche nel corso di alcune composizioni, quando poi è stato edito questo libro, era mancato Giacomo da un paio di settimane, l'ho riletto subito con immediata passione e al di là dell'immagine che vedevo delle sue mani che correvano sul computer per scrivere la favola con la mascherina addosso, purtroppo per la plasia a cui era tenuto, e nonostante l'ultimo di questi racconti fosse dedicato proprio a una delle infermiere che lo accudivano proprio negli ultimi giorni prima di mancare, devo anche dire che dall'altro canto, leggendo questo libro, questi racconti, vedendo anche la scheda di questi prodotti della terra veneta, mi veniva la coria in bocca. E poi guardando anche, leggendo le ricette che Lorena, qui presente, che ringrazio e saluto, corredava dopo le leggende, effettivamente mi chiedevo, ma dico, qui qualcuno che legge questo libro dice, ma questo Giacomo Massarotto quanto tempo dedicava ai fornelli, quante mattine spendeva per andare ai mercati rionali e scegliere quel dato prodotto, quell'ortaggio, quel riso particolare, ecco, e chissà quali raccolte di libri di cucina aveva in casa. Beh, la realtà è che Giacomo ai fornelli non spendeva un secondo della sua vita, non sapeva assolutamente cucinare. Ricordo che quando viaggiavamo insieme sulla 500, lui era addetto a preparare le minestre Knorr, cioè versava il mezzo litro di acqua e riscaldava, io aprivo le scatolette di tonno. Quello era tutto ciò che io l'ho visto fare in cucina. Ma allora, com'è che, diciamo, essendo così lontani dal mondo della cucina, dal mondo della gastronomia, uno può dare delle emozioni, può suscitare delle curiosità, perché vi assicuro, leggendo la storia del broccolo fioraro, io sono dovuto andare a chiedere a Luisella, procurami un piatto di broccoli fiorari, voglio sapere cosa sono, perché con questa storia che c'è stata raccontata intorno. Beh, mi sono dato una ragione. Secondo me questa è proprio l'arte dello scrivere, del raccontare, del narrare, come il navigante da pochi barlumi di luce di qualche stella in mezzo agli oceani trova la strada e ritorna al suo paese, al suo porto, alla sua famiglia. Così uno scrittore con pochi flash che magari non dicono niente, non lasciano i segni, riesce a percepire, a captare e a creare quel mondo che poi, diciamo, affascina e crea delle sensazioni, crea delle curiosità e crea anche una dimensione nella quale è piacevole entrare attraverso la lettura. Ecco, così mi fa piacere ricordarlo, ringrazio l'editore, ringrazio Alessandro, gli organizzatori di questo evento e la giuria per avermi dato la possibilità anche di esprimere il ricordo di Giacomo queste due parole. Allora, non so se tu lo sai già, però c'è già una novità per l'anno prossimo, perché l'anno prossimo si è scelto di intitolare un premio speciale a Giacomo Massarotto per far continuare a vivere la sua arte nella scrittura di questa storia. Adesso passo ad Alessandro per la chiusura. Allora, abbiamo finito. Prima di lasciarvi andare all'infresco, E Alessandro, facciamo anche la consegna dei libri, perché nel senso... abbiamo saltato un punto. Adesso allora, tutti i libri del premio Prunola, tutti quelli che sono arrivati, esattamente come l'anno scorso, verranno donati alla Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto. Abbiamo qui
la Presidente della Commissione Cultura Grazia Azzolin, che li riceve da Andrea Tralli in via Simbolica. Tutti i libri verranno portati in biblioteca ed entreranno a far parte del circuito bibliotecario, quindi se ci sono già verranno dati all'altro. Allora ritengo doveroso aggiungere anch'io 2 parole finali. Mi sembra che anche questa sera il binomio impresa-cultura in questa occasione abbia fatto bingo. Perché un giovane imprenditore come Andrea Tragli, coraggioso, che si cimenta in una professione come quella dell'editore, con la collaborazione di un Alessandro Coppo che ci ha messo il cuore, sono riusciti a creare la magia di questa serata e soprattutto il successo determinato dal capitale umano che abbiamo avuto il piacere da parte mia e l'onore di avere qui su questo palco. Un applauso io lo rivolgerei di cuore da parte di tutta l'amministrazione. Allora io vi saluto ringraziando di nuovo i nostri sponsor, quindi Dotto Train, Fiorentin, Dalla Costa Alimentare, che non ho citato prima perché non vi avevo visto, stavo guardando tutti quelli che c'erano in sala, Banca Mediolanum, come ho detto, main sponsor, e che ha avuto l'idea della borsa di studio per il primo semestre universitario, Annalisa Amati, che purtroppo non è presente, sta lavorando, Mazzolada Vini e la famiglia genovese, Francarlo Scomodoro, ovviamente l'associazione Dentro il Centro che ha organizzato la cosa. Io sono consigliere Dentro il Centro, grazie a Paolo Zanon, il nostro presidente, grazie a Panda Edizioni nella figura di Andrea Tralli, l'editore. Il 2 aprile ci sarà la manifestazione figlia del premio Brunola, ovvero Castelfranco Legge, la fiera della bibliodiversità che già l'anno scorso ha riscosso un ottimo successo. L'anno scorso avevamo 22 case editrici indipendenti, piccole case editrici coraggiose, per la nostra prima fiera del libro. Quest'anno dobbiamo ancora chiudere le iscrizioni, siamo già a 35, quindi un grande successo collegato al successo del premio Brunola. Vi aspettiamo il 2 aprile a Castelfranco Legge, all'interno delle mura, per la seconda edizione della fiera della bibliodiversità. Ed ora andiamo al rinfresco offerto da Bistro San Giustino. Signori, vediamo alla prossima.